Sono trascorsi una manciata di minuti dalle 12:30 in una finestra dello schermo del computer del primario di nefrologia e dialisi del San Martino di Belluno compaiono Cinzia e Donatella, due infermiere dell'ospedale di Pieve di Cadore che hanno appena salutato gli ultimi pazienti della mattinata sottoposti a emodialisi. I valori delle terapie di ora in ora sono stati monitorati a distanza da un nefrologo a Belluno. Tutto è andato bene. È la potenza della telemedicina applicata alla branca della nefrologia che per i malati della provincia di Belluno significa poter ricevere le cure vicino a casa o addirittura al proprio domicilio, evitando lunghi spostamenti. Noi dall'ospedale possiamo controllare, vedere e comunicare con i pazienti che fanno dialisi a domicilio o presso l'ospedale di Pieve e di Agordo in massima sicurezza. I parametri arrivano in tempo reale. Videocamere ad altissima risoluzione con un sistema audio integrato consentono di vedere i pazienti durante le 4 ore di permanenza necessarie per l'emodialisi ad Agordo e a Pieve di Cadore oppure a domicilio dove vengono seguite le dialisi peritoneali. Noi già abbiamo attivato in modo importante in questi ultimi anni la possibilità di fare dialisi al domicilio o fuori dall'ospedale, quindi sul territorio. In più adesso monitoriamo con molta più sicurezza anche tutta una serie di parametri. 11.430 emodialisi nei primi 7 mesi dell'anno per un totale di circa 100 pazienti, oltre 3.500 prestazioni ambulatoriali e 168 ricoveri, il 48% dei quali da fuori provincia e regione. Un reparto, quello del San Martino, apripista in Veneto non solo per le prestazioni ma pure per il supporto in convenzione per attività didattica e interventistica all'ospedale di Castelfranco e per attività di tutor al master in accessi vascolari per dialisi alla scuola Sant'Anna di Pisa. Ci fa onore a questa azienda sanitaria, ma penso anche che faccia onore proprio al territorio dell'azienda, no? Quindi anche alle amministrazioni comunali sapere che qui a Belluno c'è questo tipo di servizio. Penso sia la miglior risposta a chi giustamente per quello che pensa ha manifestato sabato. Noi stiamo lavorando.